E con l'ingresso delle due squadre in campo a me non resta che dirvi amici sportivi, benvenuti e ben trovati al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Oggi si gioca il secondo turno dei playoff del campionato allievi regionali Under 17. Oggi si gioca TF contro Fada. Vediamoci l'ingresso delle due squadre in campo e dopodiché leggeremo gli uomini a disposizione della squadra di casa. Sotto la tribuna, così se cade non mi succede niente. Perché poi tu hai scoccato e non assolutamente. Esatto. Quasi tutto pronto per cominciare, ne approfittiamo per leggere gli uomini a disposizione della squadra di casa. Con il numero 1 troviamo Value Rayland, col numero 2 Cangemi Andrea, col 3 Pisano Federico, col 4 Sistori Davide, col 5 Cassataro Flavio, col 6 Fava Fabrizio, col 7 Niceta Francesco, con l'8 Sarro Matteo, col 9 Manzella Antonino, col 10 Mancuso Elias Marco, con l'11 Troia Paolo. A disposizione col numero 12 Verdicaro Mario, col 13 Schiazzano Mattia, col 14 Villardita Samuel, col 15 Gilia Giuseppe, col 16 Costa Giuseppe, col 17 Bronzino Aleandro, col 18 Camilleri Gianluca, col 19 Parrino Gabriele e col 20 La Parola Tancredi. Approfittiamo anche per leggere rapidamente gli uomini a disposizione della squadra ospite. Col numero 1 troviamo Meli, col 2 Sorrentino, col 3 Di Noto, col 4 Tarantino, col 5 Piazza, col 6 Monte, col 7 Vella, con l'8 Raffadale, col 9 Zocco, col 10 D'Amico, con l'11 Ingrassia, col 12 Albanese, col 13 Alaimo, col 14 Alario, col 15 Garofalo, col 16 Sottile, col 17 Fascella e col 18 Cerani. Quasi tutto pronto per cominciare. Le due squadre si dispongono adesso in campo. Si dispongono in maglia nero-rosa sulla parte sinistra del campo la TF, mentre in maglia giallo-blu il Fada sulla parte destra. Aspetta solo il via da parte del direttore di gara per iniziare il match. Match che inizia proprio in questo momento. Può dunque iniziare la sfida valida per il secondo turno del campionato playoff tra TF e Fada. Subito TF pronta all'attacco, in aria, pallone subito pericoloso, messo immediatamente in mezzo al numero 11 Troia, poi lancio lungo, subito ribattuto dalla difesa della TF, altro lancio lungo, subito grandissima intensità in questo match. Ferma tutto il direttore di gara, fallo commesso al numero 10 del Fada, D'Amico Rosario. Batte velocemente la TF per ripartire, pallone tra i piedi di Cangemi, che torna indietro. TF che ha superato il primo turno della fase playoff con una gara di grande carattere e grande sofferenza, rimanendo in 10 uomini per praticamente 90 minuti di gioco, spuntandola all'ultima, scampandosi anche i supplementari. Ci si aspetta
dalla squadra di casa una gara dalla stessa intensità, dalla stessa voglia, dalla stessa grinta dimostrata nel primo turno. Nel frattempo possesso TF. Pallone recuperato dal Fada che prova a ripartire sulle corsie di destra. Pallone pericolosissimo. Prova a coprire la traiettoria Cangemi. Tutto regolare secondo il direttore di gara. TF che prova a ripartire sulla corsia di sinistra. Palla esce fuori. Direttore di gara che invita subito alla calma la panchina del Fada, che in questi primissimi minuti di gioco si è già fatta conoscere, diciamo, dal fischietto della gara. Si appoggia Cassataro a Pisano, poi pallone sulla corsia di sinistra, palla che torna tra i piedi di Pisano, che scambia con Niceta. Pallone ora tra i piedi di Fava. Avanza Fava, palla al piede. Pallone ribattuto, rimane possesso TF. TF che torna indietro da Niceta. Pallone lungo, prova a metterci il corpo Cassataro, ci riesce, recupera il pallone e torna da Veli. Scambia Veliu con Niceta. Pallone ora tra i piedi di Fava. Lancio lungo. Cercare in avanti il numero 11 Troia. Pallone però agguantato prima da Meli. Palla lunga intercettata dalla TF che recupera subito il pallone. Può provare adesso a riproporsi in avanti. Avanza palla al piede Sistori. Il pallone recuperato dal Fada che ritorna dall'estremo difensore per ripartire. Lancio lungo. Intercettato dalla TF che ci mette il corpo. Riesce a recuperare il pallone, poi palla che termina fuori, ma ultimo tocco del Fada, sarà rimessa laterale per la squadra di casa. Batte Cangemi la rimessa laterale. Si guadagna una preziosa punizione, il numero 10 Mancuso, praticamente a pochissimi centimetri all'area di rigore. Piccola protesta da parte della squadra ospite. Alla battuta il numero 11 Paolo Troia. Quattro uomini in barriera per il Fada. Pallone battuto e poi palla allontanata. Sarà rimessa per la TF. Provato a servire qualche compagno nel mucchio Troia, che però è stato intercettato prima dalla difesa del Fada che ha allontanato. Riparte comunque da una rimessa per la TF che scodella il pallone all'interno dell'area. Palla ancora in possesso della TF che riesce in un gol inaspettato da fuori area, sfonda la porta il numero 7 Niceta.
che coglie di sorpresa il portiere del Fada e porta la squadra di casa subito in vantaggio. Si riparte con il risultato di 1-0. Squadra di casa che si porta subito in vantaggio, che deve chiaramente mantenere alta la concentrazione e la intensità del match. Siamo praticamente all'alba ancora. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, sicuramente per la TF questa si prospetta una grande gara. Arriva nel frattempo la punizione per il Fada. Il direttore di gara nuovamente a colloquio con il mister del Fada. Due uomini in barriera per l'ATF. Pallone in mezzo a cercare i compagni, allontana di testa la difesa dell'ATF e poi allontana definitivamente Niceta. Palla lunga che rimane ancora in gioco, pallone sventagliato in mezzo, lo afferra con sicurezza tra le braccia Veliu, che poi lancia lungo per proiettare in avanti i propri compagni. Pallone recuperato dalla squadra ospite. Recupera il pallone della TF, poi ferma tutto il direttore di gara, intervento in ritardo e parte subito il primo giallo del match. Probabilmente indirizzato al numero 7, Bella. Rimane a terra, nel frattempo uno dei giocatori della TF. Chiesto l'intervento dell'assistente. Gioco che può riprendere da una punizione in favore della TF. Stiamo per chiudere i primi 10 minuti del match, 10 minuti estremamente intensi. Abbiamo visto anche il primo gol del match, abbiamo visto la squadra di casa sbloccare la partita con un gol parecchio inaspettato da fuori area. Ha preso di sorpresa l'estremo difensore della squadra ospite, portando la TF in vantaggio. Nel frattempo possesso Fada, prova a gestire, prova a ritagliarsi qualche spazio, alta l'intensità da parte della TF che pressa. Pallone recuperato, poi messo fuori, sarà rimessa laterale per la squadra di casa. Prende il suo tempo la TF. Piccolo errore allo stop del pallone. Messa laterale per il Fada. Messa laterale battuta, pallone pericoloso in mezzo, Veliu
si accovaccia e lo raccoglie. Messa al fondo, battuta corta. Allora tra i piedi di Fava, che avanza palla al piede. Poi si appoggia al compagno. Avanza Cassataro. Si appoggia poi a Pisani. Di nuovo Cassataro. Allora tra i piedi di Niceta. Nuovamente a Cassataro. Si prende i suoi tempi la TF, poi lancia lungo a cercare Cangemi, intercetta però di testa il numero 3 del Fada, che però rimane ancora lì e poi viene allontanato dalla squadra ospite e rimesso in gioco alla TF. Non è recuperato dal Fada che lancia lungo e che si crea una preziosa occasione e che riesce a rimettere in parità il match. Segnare il numero 11 Mirko Ingrassia. Si ritorna dunque sulla parità il velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Si riprende dunque con il risultato di 1-1, gara che si è dimostrata sin dall'inizio particolarmente intensa e che lo sta continuando a dimostrare. Errore da parte del portiere del Fada e poi pallone che entra dentro e la TF ritorna subito in vantaggio sfruttando l'errore dell'estremo difensore del Fada. La squadra di casa si riporta nuovamente in vantaggio. Riprende ora il gioco sul risultato di 2-1, 14 minuti e neanche di gioco e già ben 3 gol realizzati al velodromo Paolo Borsellino. Si prospetta un sabato pomeriggio di assoluto fuoco. Lancio lungo a cercare Troia, pallone che poi viene allontanato ma poi recuperato dalla TF che subito prova a riproporsi in avanti. Troia prova a mettere il pallone in mezzo per i compagni, cerca il controllo, il numero 10 Mancuso, poi si appoggia ai compagni, pallone che viene recuperato dal Fada, che prova a sua volta a rispondere e ripartire, ci mette la testa Cangemi e allontana in rimessa laterale, permettendo ai suoi di ritornare in difesa e risistemarsi. Tutta la rimessa laterale, ci mette il fisico la TF, recupera il pallone e prova a ripartire, ha provato a lanciare per Mancuso Troia, ha fatto muro però la difesa del Fada, pallone che però viene subito recuperata dalla TF che lancia lungo a cercare sempre Troia, pallone recuperato da Cassataro che sventa il peggio e poi si appoggia al compagno sulla corsia di sinistra. Avanza ancora la TF. Altro pallone interessante in aria. Tiro che però stavolta non inquadra lo specchio della porta. Si riparte da una rimessa dal fondo per la squadra ospite. Messa dal fondo, battuta corta, va subito a pressare la TF. Non è pericoloso sulla corsia di sinistra, agganciato dal numero 9 della squadra ospite, poi ci mette il fisico Fava
e si guadagna anche il fallo. Ottima prova da parte del numero 6 della squadra di casa che ha sventato il peggio. Nel frattempo riprende palla al piede la squadra di casa e prova a prendersi i suoi tempi, a gestire, a cercare di ritagliarsi qualche spazio. Con la tranquillità di chi momentaneamente sta conducendo il gioco. Con le imprecisioni, ma ancora pallone tra i piedi dell'ATF che scatta palla al piede con il suo numero 9. Poi Manzella si appoggia dietro. Allora tra i piedi di Cangemi, scambia col compagno, poi ci mette la testa alla difesa del Fada. Parte da una rimessa laterale, rimessa battuta, pallone che poi rotola, prova a lottare mettendoci il fisico il numero 10 Mancuso, pallone che però viene difeso oltre la linea di fondo, sarà dunque rimessa stavolta battuta lunga, che viene agganciato dal numero 10 del Fada, poi ci mette la testa Pisano, ma attenzione, ancora possesso Fada, lascia correre il direttore di gara, pallone che rimane in possesso della squadra ospite, palla in mezzo pericolosa, colpo di testa che non inquadra però lo specchio della porta, conclusione troppo alta, Veliu si limita a guardarla. Messa battuta corta, ATF che gestisce con tranquillità, pallone impreciso, il mister dell'ATF invita alla calma i suoi. Piccoli errori dovuti con ogni probabilità alla tensione di un match da dentro e fuori. Pallone pericolosissimo, allontanato dalla difesa dell'ATF che si fa trovare pronta ed attenta. Altro pallone prezioso recuperato, lancio lungo a cercare Troia, trova però la testa del numero 5 Piazza, però pallone che ritorna in possesso dell'ATF, sempre sulla corsia di destra, sempre tra i piedi di Cangemi che va a scambiare con Sistori. E poi torna indietro da Cassataro. Lotta per il possesso del pallone, poi palla che esce fuori, sarà rimessa per il Fada. Il lancia lungo, si mette il fisico l'ATF, riesce a recuperare un prezioso pallone, può provare ora a ripartire. Avanza ancora l'ATF, non riesce però nell'aggancio il numero 11 Troia, passaggio forse un po' troppo forte. Ma ottima prova finora da parte della squadra di casa. Altro pallone messo fuori, altra rimessa per il Fada. Messa battuta, allontana e tiene in gioco il pallone, il numero 4 Sistori. Poi altro lancio lungo da parte di Niceta a cercare i compagni proposti in avanti, pallone che viene aggrappato da Meli.
Poi altro interessantissimo pallone recuperato dalla TF, che può proporsi nuovamente alla corte del Fada. Palla difesa nella zona della bandierina, stavolta per il direttore di gara non c'è alcun fallo, ma ancora possesso TF che prova a ritagliarsi uno spazio, pallone che resta in mezzo. Palla interessante, tiro da parte del numero 4 Sistori, che però trova il corpo di uno dei giocatori del Fada. Rimessa dal fondo per il direttore di gara, TF che chiede l'ultimo tocco da parte della squadra ospite. Non è dello stesso avviso però il fischietto del match. Messa dal fondo, battuta lunga. Pallone agganciato da Sistori. Poi scambia con Cangemi. Riesce a gestire bene il pallone, a servire i compagni in mezzo. Ferma tutto il direttore di gara. Fallo stavolta commesso dalla TF. Lancio lungo, ci mette la testa Pisano. Pallone recuperato dal Fada, prova a ritagliarsi spazio. Cambia tutto, a servire sulla corsa di sinistra di Noto. Va a scambiare con il numero 10 d'Amico. Poi pallone allontanato da Sistori che favorisce la ripartenza del numero 9 Manzella. Ancora Manzella che si ritaglia uno spazio, poi tenta il tiro e pallone parato e messo in calcio d'angolo. Però ottima prova da parte del numero 9 della TF, ha fatto tutto bene, non è riuscito all'ultimo ad angolare bene il tiro, forse un po' troppo centrale. Si riparte comunque dal corner per la TF. Corner battuto, pallone che resta ancora lì, rimane a terra uno dei giocatori della TF, si tocca il volto. Ferma momentaneamente tutto il direttore di gara. Si riparte da una rimessa dal fondo, battuta velocemente sulla corsia di destra. Avanza la palla al piede il Fada. Poi lancia lungo. Pallone pericoloso nell'area della TF. Fanno numero le maglie nero-rosa per impedire l'avanzata della squadra ospite. Recupera la TF, pallone agganciato da Troia che lancia lungo verso Manzella. Poi allontanato in rimessa laterale, ultimo tocco del Fada. La rimessa per la TF. Messa battuta. Pallone agganciato alla TF. Allora tra i piedi di Manzella che scambia con il numero 8 Sarro. Poi palla agganciata da Cangemi che tenta il tiro da fuori area. Però attento, si fa trovare Meli. Poi il pallone tra le sue braccia e poi gli rinvia lungo. Ci mette il fisico sempre Cangemi, allontana il pallone. La recuperata da Sistori che avanza palla al piede e poi lancia lungo sulla corsia di sinistra a cercare
il numero 9 Manzella, pallone ancora tra i piedi dell'ATF che ci mette il corpo, prova a proteggere, poi tutto regolare secondo il direttore di gara, recupera il Fada che prova solo volta a ripartire, fanno ancora una volta numero le maglie nero-rosa, recupera il pallone l'ATF e poi ferma tutto il direttore di gara. Pallone battuto corto, palla tra i piedi di Sissoli, si appoggia dietro a Fava, poi va a scambiare con Cassataro, ancora Sissoli. Ancora Cassataro, va a scambiare con Pisano, pallone tra i piedi di Niceta. Ferma tutto il direttore di gara, punizione per l'ATF. Punizione per l'ATF. Punizione battuta, pallone un po' troppo debole, che viene poi allontanata dalla difesa del Fada, tiene il pallone in gioco, almeno ci prova Niceta, il direttore di gara non è dello stesso avviso. Rimessa laterale battuta, ferma tutto il direttore di gara. Si ripartirà da una punizione per il Fada. Punizione battuta, pallone che sventaglia in mezzo, prova a metterci la testa il numero 2 del Fada Sorrentino, pallone che però non inquadra lo specchio della porta ed esce fuori. Rimessa dal fondo. Messa dal fondo battuta, poi palla lunga che prova a cercare Mancuso, pallone che viene allontanato però ancora possesso TF. Palla ora tra i piedi di Cangiani che avanza e poi lancia lungo, pallone poi allontanato per la difesa del Fada, prova a lottare Troia per riaggrappare il pallone, ferma tutto il direttore di gara perché a braccio di troppo secondo il fischietto del match. Battuta lunga, poi pallone recuperato da Niceta che avanza palla al piede e poi serve il compagno, pallone che va a sfidare in maniera interessante l'estremo difensore Meli, però non trova di poco lo specchio della porta.
rimessa battuta lunga, pallone agganciato dal Fada. Palla messa fuori alla TF, si riparte con una rimessa. Che rotola in maniera pericolosa dentro l'area dell'ATF, che poi però allontana nuovamente fuori. Continua a scorrere il cronometro, nel frattempo 32esimo minuto di gioco, 2-1 il risultato al velodromo Paolo Borsellino, primi 3 gol segnati praticamente nei primi 15 minuti del match, dopodiché una sfida che mantiene alta l'intensità tra le due squadre. Pallone pericoloso, mette la testa alla TF, pallone che rimane in gioco. Grande prontezza da parte della difesa della TF, che non concede il corner. Altra rimessa laterale battuta. Poi il pallone che esce fuori. Qualche piccola protesta proviene anche dalla panchina del Fada, che non approva particolarmente alcune decisioni prese e non prese del direttore di gara. Non è allontanata, ma riaggancia il possesso il Fada e poi ci mette poco a recuperare il pallone la TF grazie a Sarro. Nuovamente in possesso del Fada, che tenta il lancio lungo con sicurezza. Veliu afferra il pallone, inizia a pressare alto la squadra ospite. Pallone pericoloso, allontanato dalla TF. Dove a metterci il fisico Troia, si va a scontrare poi con Cangemi, piccola incomprensione tra i due compagni di squadra, poi fa muro il numero 9 Manzella, che riesce a guadagnarsi anche la rimessa laterale. Rimessa laterale battuta. Ferma tutto il direttore di gara. Punizione per il Fada. Azione battuta, recupera subito il pallone Troia, palla tra i piedi di Sarro che scambia con Sistori, lotta ora Mancuso per il pallone, allontana il Fada, poi riesce ad intercettare Pisano che lancia lungo verso Manzella, che adesso ha il possesso del pallone, lotta ancora Manzella, poi si appoggia a Sistori, scambia con Cangemi sulla corsia di destra, pallone messo in mezzo, palla interessante, poi allontanata, ma attenzione ancora possesso TF, fallo di mano però, interrompe il direttore di gara il gioco, si riparte da una punizione per il Fada, si prepara con ogni probabilità a lanciare lungo, azione che verrà battuta all'estremo difensore, invita tutti i compagni ad avanzare. Punizione battuta lunga. Rimane a terra uno dei giocatori della TF, probabile un colpo al volto. A subirlo è il numero 8, Matteo Sarro.
riprende il gioco sulla corsia di sinistra stavolta. Pallone allontanato dalla tra i piedi del numero 10 della squadra ospite, che prova a servire i compagni. Buona lettura da parte di Pisano, che allontana. Poi palla lunga a cercare Manzella, che tenta il tiro, parato da Meli, che subito si appoggia al compagno. Vuole provare ad allungare ulteriormente il vantaggio la TF, in modo da avere un buon margine di sicurezza. Pallone recuperato dalla TF, riesce ad assicurarsi l'ultimo tocco della squadra avversaria. Si parte dalla rimessa laterale. Rimessa battuta, rilancio lungo. Continua ad avanzare Mancuso, che protegge il pallone. Va a saltare l'uomo Mancuso. Fatto regolare per il direttore di gara, che lascia correre. Torna ad avere il possesso il Fada, che prova a ritagliarsi qualche spazio. Ancora Mancuso ci mette il fisico. Riesce ad allontanare la TF. Recupera Troia, che prova a scambiare con Sarro. Viene recuperato dal Fada, che prova a destreggiarsi tra le maglie nero-rosa. Poi lancio lungo, che regala sostanzialmente la rimessa al fondo alla TF. Rimessa al fondo battuta, a cercare Manzella, che non riesce però ad agganciare il pallone. Si partirà da una rimessa laterale per il Fada. Messa battuta, ci mette il corpo Sistoli. E palla che ritorna da Bello, che batte lungo. Pallone intercettato di testa dal Fada, che adesso può provare a ripartire. Pallone riagganciato da Cangemi, che prova a lanciare lungo e ci riesce. Palla tra i piedi di Troia, che si trova nell'area e va a servire Mancuso, che rimane lì e poi scambia, e poi palo incredibile di Manzella, che praticamente spacca la porta. Va per ripartire il Fada. Ottima chiusura da parte di Sistoli, che mette il pallone fuori. Grandissima occasione per la TF di allungare ulteriormente il vantaggio. Battuta la rimessa laterale, prova a metterci la testa Sistoli, non ci riesce a dovere. Pallone riagganciato dalla TF, che adesso può provare nuovamente a ripartire. Pallone recuperato nuovamente, ora tra i piedi del numero 7 Vella, poi pallone allontanato. Altra palla recuperata dalla TF, che può provare a ripartire. Pallone tra i piedi di Troia, che serve il compagno. Palla ancora tra i piedi della TF, ancora Troia a gestire il pallone e ritagliarsi qualche spazio. Cercato il tiro, ha trovato lo specchio della porta, però palla che termina fuori.
Rimessa dal fondo battuta, va Troia a disturbare. Recuperato da Pisano. Gestisce Mancuso e va all'indietro dai compagni. Sistori si appoggia alla corsia di sinistra. Ottimo scambio, pallone in mezzo, ci mette la testa la difesa del Fada che poi allontana. Palla subito recuperata da Cassataro che scambia con Fava. Poi Sistori. Tre piedi di Pisano che avanza sulla corsia di sinistra e poi scodella il pallone in mezzo. Ultimo tocco della squadra ospite, sarà calcio d'angolo da Sistori alla battuta. Corner battuto, pallone smanacciato ma che rimane ancora lì. Pericolo e poi tiro, un po' troppo alto. Non inquadra lo specchio della porta. Ripartirà da una rimessa dal fondo. Rimessa dal fondo battuta. Recuperata dalla TF in una zona interessante, prova a saltare l'uomo, il solito Manzella. Altro corner per la TF. Corner battuto, pallone che poi viene allontanato nuovamente in calcio d'angolo. Manca solo un minuto al termine di quelli regolamentari, staremo poi a vedere quanti saranno quelli di recupero dati al direttore di gara. Altro corner battuto, pallone che sulla linea non riesce ad entrare. Brivido per il Fada che adesso prova a ripartire con il pallone tra i piedi del numero 10. Tra le maglie nero-rosa e poi splendida chiusura da parte di Niceta che salva tutto. Palla all'indietro dalle parti di Cassataro, grandissima occasione per la TF che non è riuscita praticamente per pochissimi centimetri ad allungare ulteriormente le distanze. Palla tra i piedi di Cangemi. Torna indietro da Fava, poi Sistoli che avanza palla al piede. Palla che va a Cassataro. Lancio lungo, ci mette la testa il numero 4 del Fada e poi propizia la ripartenza della propria squadra. Il tiro da fuori area che non inquadra lo specchio della porta. Si riparte da una rimessa dal fondo. Qualche piccola perdita di tempo. Gioca un pochettino con il cronometro Velio. Il direttore di gara invita alla celerità. Riprende il gioco. Lancio lungo di Fava. Intercetta di testa il Fava. Tra i piedi dell'estremo difensore della squadra ospite che va per lanciare lungo. Altro lancio lungo, ci mette la testa Cassataro che allontana. Ferma tutto il direttore di gara. Sarà, credo, punizione
qualche piccola incertezza nelle decisioni arbitrali. Punizione per il Fada per un presunto fallo di mano, sembrerebbe. Forse ultima occasione per la squadra ospite di rimettere il gioco in parità prima del duplice fischio che manda entrambe le squadre negli spogliatoi. Che sancisce la chiusura del primo tempo della partita. La battuta va il numero 7 Vella. Tiro abbastanza semplice per Veliu, che però rischia raccogliendo in due tempi. Poi arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara che manda le due squadre negli spogliatoi. Termina con il risultato di 2-1 il primo tempo della sfida tra TF e Fada, valida per il secondo turno dei playoff del campionato allievi regionali Under 17. Amici di Sportisidi, da parte di Luca Buccieri, buon pomeriggio e benvenuti al Vito Di Marco di Cammarata. Questa è Camarat Partinico Audace, gara valida per il 28° turno del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Si va da Pane che sfida San Severino, il pallone dall'altro lato a cercare Pisciotta. Pisciotta può calciare, non interviene nella miglior maniera Polizzi. Prima occasione per il Camarat in zona Pierce. Raimondi mette il fisico, Osvaldo apre per Guadalupo, c'è spazio, prova ad affrontare Martignetti, ancora Guadalupo che alza la testa, mette al centro in zona Pierce, poi c'è Pisciotta che tocca, ma non tanto quanto basta per deviare verso la porta di Polizzi. Pallone a cercare Pierce, va giù 30 coste, ora Pierce ha la possibilità di mettere il pallone al centro, a cercare Guadalupo che era stato un attimo preso in controtempo, ancora Guadalupo, il pallone per Pane che calcia, pallone fuori, aveva caricato il destro Michele Pane per cercare la porta di Polizzi. Giocata corta da Osvaldo, ancora Osvaldo che la mette al centro da Pierce, colpo di testa di Baio, fischia Simonelli, movimento di Pisciotta, Pane calcia, pallone fuori di poco che ha dato l'illusione del gol ai tifosi del Camarat. Ledesma si va da Pisciotta, si inserisce Pierce, pallone che resta lì, Polizzi esce, Pisciotta di testa, pallone che resta in zona Cuffaro che tiene palla, Cuffaro scivola, riesce a dare pallone a Ledesma, poi Osvaldo, Pane, Guadalupo calcia, Polizzi a Pane a cercare Ledesma, Mirabelli può intervenire sul pallone nonostante Martignetti, poi pallone che va in zona Pisciotta e grande intervento di Polizzi che dice ancora una volta no al Camarat. Martignetti pressato da Pierce, pallone calciato in avanti a cercare Di Giorgio, Mirabelli alza il campanile a cercare Pierce che di petto appoggia la Guadalupo, c'è spazio per il numero 7, si va da Osvaldo calcia, Polizzi si rialza, Caronia può calciare, carica il destro, ci ripensa, poi perde il pallone, allora Pisciotta può correre, può imbeccare Pierce che sfida Martignetti, Pierce sportellata, Pierce finta, Pierce calcia, pallone che termina sul fondo, l'ultimo tocco è proprio dell'attaccante numero 9, Pane, finta di movimento, chiede a qualcuno dei suoi di staccarsi, poi qua Baio non proprio in maniera ottimale, Alfano senza fallo, pallone verso Caronia, calcia, Dolenti alza lo sguardo e torna da Capitan Baio che potrebbe affidarsi a Cuffaro, invece calcia in avanti, attenzione che cade 30 coste, pallone per Pisciotta, rovesciata, pallone che termina sul fondo, però ha provato la giocata allo scoccare dell'ora di gioco Pisciotta, Cracchiolo si allarga, calcia in avanti a cercare Pisciotta, trifilo
ingaggia il duello, ancora Pisciotta. Pisciotta sfida Trifilo e anche Alfano, bravissimo qui Pisciotta che calcia! Polizzi, Pierce! Nacho Pierce! Vantaggio del Camarat al 63esimo minuto! Il solito Nacho Pierce che fa 17 in campionato. Camarat 1, Partinico Audace 0 al 63esimo minuto. Nacho Pierce! Mistretta, interviene Cuffaro. Può calciare in avanti a cercare Pierce. Il passaggio non è dei migliori, però il numero 9 ci arriva. Allora Pisciotta sfida Raimondi Di Mercurio. Mette al centro d'esterno Pierce! Manca l'appuntamento col pallone. Pallone messo al centro a cercare Mendes. Esce dolente ancora Mendes! Il gol del pari. Ha pareggiato Mendes. Proprio nei minuti di recupero arriva la beffa per il Camarat. E finisce qui. Camarat e Partinico Audace si dividono la posta in palio. Succede tutto nella ripresa al gol di Pierce al 63esimo minuto. Risponde in pieno recupero al primo minuto di recupero Mendes ed è 1-1. Amici di Sportissimi, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi purtroppo l'ultima giornata di campionato Serie C1 Girone A che vede scendere in campo il Palermo Futsal Club, già salvo, ricordiamo, e l'Isola Calcio a 5. Madonia, esce fuori Lowati, che adesso va a prendersi questo pallone contro Di Noffi, Lowati può calciare, mette dentro per la Fiura, e Giambona si parte con Madonia che cerca la porta, il palo, poi Girgenti non riesce a calciare, poi la ruleta con la Fiura, Giambona, poi Arato sponda ancora una volta per la conclusione di Giambona, e poi Super San Martino, donde la palla no look, Arato, poi Butera, ottimo qui, grande contrasto, poi la Fiora rischia tanto, Arato che fa il gol secondo me tanto evitabile, 0-1 Isola. Importanti dal punto di vista personale, tanto Gennaro vince il duello con Giambona, Gennaro addosso a Di Noffi, Gennaro ancora, e il gol col sinistro, e poi dedica speciale praticabile Gennaro che sbaglia la prima ma non la seconda, poi il cuore verso la fidanzata Giorgia e applausi di tutti. Bastire una giocata, lo fa adesso Gennaro, la sponda, Lovati ci crede ancora, e poi il tocco, capire anche la centralità di questo giocatore, intanto Di Carapà sul destro, e San Martino vede molto bene, sempre spaccata con Giambona, un po' l'azione, buono nel dribbling, c'è Meli, la Fiora dall'altra parte, mette sul secondo palo Gennaro che non riesce ad impattare, addirittura Lai che scivola nella porta avversaria, Meli, ottimo qui a girarsi sull'anticipo di Delisi, e poi il gol di Ruggero Meli, subito, improvviso, si è girato magnificamente e poi trova il 2-1. Palla sulla Fiura che cerca la conclusione, palla fuori. Una volta potrebbe allargarsi, lui lo fa, infatti col pallone cerca la porta, ma dove l'ha messa Madonia? Non può fare nulla, veramente. Giovanni San Martino sotto l'incrocio 2-2. La Fiura c'è largo, Lowati, e poi Adinolfi, palla che rimane lì, Lowati sulla linea Arato. Trova uno spiraglio, si appoggia su Girgenti, bella idea ancora, Madonia, tocco morbidissimo, e va bene così perché 2-3. Fischio non arriva adesso Mosca, e poi la palla entra in porta, fortissimo, attraversa gol, ed Meli se la costruisce e calcia, e la palla esce fuori veramente di pochissimo, sfida e salta nettamente Lai, poi cerca il mancino, ottima invece la risposta di San Martino, come sempre oggi sta facendo una gran partita. Delisi ancora, secondo palo, e poi Giambona dichiara non l'ha buttata lontano, ed è 2-5. Allora ancora una volta Monderlo Wadi fa tutto da solo, poi la Fiora, e arriva anche il 25esimo gol di stagione per il capitano del Palermo, che questa volta non esulta. Bologna, rilancio su Megna che blocca, e poi la Fiura, ma va bene così perché finisce la partita, vince l'Isola, l'ultima di campionato contro
il Palermo Futsal Club con il risultato di 3-5. Tutto corto il corner. Poi pallone che viene scodellato in mezzo, poi colpo di testa, miracolo da parte dell'estremo difensore, secondo miracolo dell'Athletic. Cercato il compagno sulla corsia di sinistra, poi scambio, pallone che viene cercato in mezzo e poi fallo di mano e grande occasione subito per l'Athletic di portarsi in vantaggio. Va con il tiro e miracolo da parte dell'estremo difensore del Castelvetrano che tiene in gioco la squadra. Corner battuto a cercare il numero 8 che era tutto solo. Poi altra palla interessante per l'Athletic che vuole assolutamente presentarsi alla corte. Altro pallone interessantissimo. Punizione battuta, cercare i compagni in mezzo, poi spizzata di testa vincente e Athletic che sblocca finalmente il match. Quasi tutto pronto per ricominciare al velodromo Paolo Borsellino. Check di routine delle due reti per il direttore di gara, dopodiché si potrà ricominciare il match tra TF e Fada, valido per il secondo turno dei playoff del campionato allievi regionali Under 17. Il tempo chiuso sul risultato di 2-1 in favore della TF, i 3 gol del match praticamente siglati nei primi 15 minuti di partita, dopodiché situazione di sfida tra le due squadre, di studio, provare ad espugnare la rispettiva porta. Adesso manca solo il via da parte del direttore di gara per sancire l'inizio del secondo tempo, via che arriva proprio adesso. Si può dunque cominciare con il secondo tempo di TF Fada. Subito lancio lungo, non è riuscito ad intercettare Sorrentino. Si ripartirà dunque da una rimessa al fondo per la TF. Messa al fondo battuta corta. Si prende il suo tempo la squadra di casa, che però ha ancora davanti a sé un'intera frazione di gara da giocare. Più volte ha avuto l'occasione la TF nel primo tempo di allungare ulteriormente il vantaggio. L'occasione più clamorosa è arrivata quasi allo scadere del primo tempo, con il pallone praticamente sulla linea. Frattempo grande occasione da parte della TF, tiro respinto dall'estremo difensore del Fada. Subito un importante squillo da parte di Manzella. Dimostra come la TF sia scesa in campo anche nel secondo tempo con l'intenzione di fare vedere la propria presenza, di cercare di allungare il vantaggio. Nel frattempo pericolo e pallone pericolosissimo che riesce ad entrare. Fada che si guadagna il gol del pari, similmente al primo gol del match. Tiro da fuori area che sorprende il portiere. Veliu era riuscito a deviare il pallone, ma non a metterlo completamente fuori lo specchio della porta. Match che ritorna dunque subito in parità. TF che riparte subito. Subito grande intensità nei primi minuti del secondo tempo, un po' come c'è stata nei primi minuti del primo. Un po' pallone interessante tra i piedi di Niceta, che prova a servire il compagno, ci riesce, pallone che però viene allontanato. Riparte il Fada, lancio lungo, ferma tutto però il direttore di gara, fuori gioco. Qualche protesta da parte della panchina del Fada, era abbastanza evidente.
Punizione battuta, palla che rotola dalle parti di Cassataro, e poi si appoggia nuovamente a Fava. Ancora Cassataro, lancio lungo, prova a cercare Niceta, viene recuperato dalla squadra ospite che lancia lungo, non trova nessun compagno, dunque che rotola tra i piedi di Veliu, si appoggia ai compagni, tra i piedi di Sistoli che scambia con Cassataro, ancora Sistoli. Avanza palla al piede Cassataro, poi scambia con Pisano, pallone che trova Manzella, che scambia con Pisano, che ci mette il fisico e riesce ad agganciare il pallone e a guadagnarsi un calcio d'angolo. Corner battuto, pallone che viene allontanato dalla difesa del Fada, prova a rimettere in mezzo Niceta, però palla che rimane tra i piedi del Fada, che adesso scatta con il pallone tra le grinfie del suo numero 10, palla messa in mezzo, buona, ottima lettura da parte dell'ATF, adesso può provare a ripartire sulla corsia di sinistra, pallone tra i piedi di Pisano, lancia e cerca Manzella, pallone allontanato e rimessa laterale. Tutta la rimessa laterale, cambia tutto Niceta dall'altro lato del campo. Pallone lungo a cercare i compagni in mezzo, stoppa Sistori che scambia con Mancuso, che scarica su Pisano, potrebbe mettere il pallone in mezzo, lo fa, palla allontanata ancora una volta in rimessa laterale. Messa battuta, altra palla fuori. Palla tra i piedi di Fava, poi Cassataro, avanza palla al piede Sistoli, lancia sulla corsia di destra per il compagno. Pallone interessante in mezzo all'area, prova a ritagliarsi spazio il numero 9 Manzella, pallone che esce fuori, che non inquadra lo specchio della porta. l'ATF continua ad insistere, ad attaccare, cercare di riacciuffare la situazione di vantaggio. Lancio lungo, intercettato da Cangemi, prova a mettere il pallone in avanti per i compagni, va Manzella sul pallone, poi altra palla allontanata, rimane a terra uno dei giocatori dell'ATF. Nel frattempo l'arbitro ferma tutto. Ha chiesto l'intervento degli assistenti.
riprende il gioco, TF momentaneamente in 10 uomini. Pallone recuperato dal Fada. Lancio lungo impreciso, pallone restituito alla TF. Continua a rimanere in 10 uomini. Battuta rimessa laterale. Prova a lottare sul pallone Niceta. Il pallone gli viene strappato dalle grinfie. Fada che prova ad attaccare adesso. Il pallone provato a mettere in mezzo, un po' troppo potente. E comunque rimane in possesso della squadra ospite, che prova a ritagliarsi qualche spazio. Il corner per il Fada. Sembra stare arrivando il cambio nel frattempo per la TF. Ad entrare sarà il numero 13 Schiazzano Mattia. Corner battuto, spizzata di testa che però non trova lo specchio della porta. Il termine rimessa dal fondo. Avanza Sistoli. Scambia con Cangemi. Pallone che termina fuori. Sarà rimessa per la TF. Palla tra i piedi di Sistoli. E poi prova a scambiare con il numero 9 Manzella. Tiene in gioco Pisano che mette il pallone in mezzo. Il tiro Manzella che viene murato ed allontanato e favorisce la ripartenza del Fada. Ci mette il fisico Cassataro e poi allontana definitivamente Niceta. Messa battuta, pallone pericoloso, disinnescato momentaneamente dalla TF. Altro pallone interessante, altra palla allontanata e rimessa laterale. Messa laterale che va a cercare gli uomini in area del Fada. Pallone al limite, tenta il tiro. Il numero 10 D'Amico. Tiro però centrale, facile per Velu che rinvia lungo. La palla che va a sbattere sul direttore di gara. Gioco interrotto. Pallone pericoloso. Viene agganciato dal Fada, muro di maglia nero-rosa. Viene scaricato all'indietro. Il tiro. Trova solo la rimessa dal fondo. Avanza la TF, palla tra i piedi di Pisano. Scambia con Manzella. Che si accentra, ancora Manzella che avanza palla al piede, ci mette il fisico, si guadagna la punizione.
battuta il numero 4 Davide Sistori. Batte Sistori, pallone che va a sbattere sulla barriera, pallone recuperato dalla TF che riparte da dietro, pallone tra i piedi di Pisano, pallone che esce fuori, ultimo tocco della TF, sarà rimessa per il fallo, che batte lungo, mette la testa a Cassataro, ferma tutto il direttore di gara. Punizione per il fallo. Si prepara il cambio nel frattempo per la TF, ad entrare il numero 20 La Parola Tancredi. Attenzione, battuta che va dritta in porta, grande rischio e poi pallone salvato da Veliu. Grande rischio per la squadra di casa, ha richiesto l'intervento degli assistenti per Veliu, che non era riuscito inizialmente ad afferrare a dovere il pallone, che gli è sfuggita dalle mani, poi ha richiesto un suo secondo intervento praticamente sulla linea. Ora l'estremo difensore della TF rimane a terra, probabilmente nella concitazione del momento, qualche movimento un po' troppo brusco. Ci vediamo, nulla di particolarmente grave. Si rialza Veliu, sembra essere in grado di continuare. Messa al fondo battuta, lancio lungo, messa laterale battuta, pallone interessantissimo per Troia, che si ritrova a tu per tu con il portiere, poi il tiro e la TF riesce a tornare in vantaggio con il gol del numero 11 Paolo Troia. Va sul 3-2 il risultato al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Riporta la TF in vantaggio, il gol del numero 11 Troia. Arrivano diversi cambi adesso. Per la TF sta per entrare il numero 15 Giulia Giuseppe.
Per il Fada invece il numero 14 Alario Simone. Gioco che riprende sul risultato di 3-2 al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Gara sicuramente ricca di emozioni, quella di oggi, ricca anche di forte grinta da parte di entrambe le squadre, che stanno dando sicuramente tantissimo spettacolo agli spettatori. Prova ad avanzare il Fada sulla corsa di sinistra, pallone che poi viene allontanato con il laterale. Rimessa battuta. Pallone ancora in possesso della squadra ospite, che prova a ritagliarsi uno spazio. Palla scaricata sul numero 2. Interviene Manzella, che prova a metterci il fisico. Pericolo per la squadra di casa. Pallone che poi viene definitivamente allontanato. Disinnescato il pericolo alla difesa dell'ATF. Messa laterale subito battuta dal Fada. Pallone intercettato da Pisano, che prova ad allontanare. Si guadagna la rimessa laterale. Ultimo tocco da parte del Fada. Rimessa laterale subito battuta da parte di Cassataro, che ora avanza pallone tra i piedi. Lancia lungo Cassataro. Riesce ad agganciare la difesa del Fada. Riesce a giocare il direttore di gara. Non è recuperato dalla squadra ospite, che prova a ripartire. Legge bene Cassataro, che recupera il pallone. Avanza ancora palla al piede. Palla recuperata e poi nuovamente recuperata da Troia. Scambia Pisano con Sistori. Ancora Sistori. Va verso Fava. Palla ancora tra i piedi di Sistori. Scambio con Manzella, che prova a metterci il fisico. Tutto regolare secondo il direttore di gara. Pallone tra i piedi di Manzella, che non trova per un soffio il gol dell'allungo. Il direttore di gara che va a uno dei giocatori dell'ATF. Ha ricevuto una bella botta, si è sentito il rumore sin da qua sopra. Il direttore di gara che però ha lasciato correre l'azione. Gioco che riprende dalla rimessa dal fondo. TF è momentaneamente in 10. Ritorna in gioco il numero 7 Niceta. Palla ora tra i piedi di La Parola. Ha provato a farsi strada tra le maglie del Fada. Lancio lungo, non riesce la squadra ospite nel controllo. Non è restituito sostanzialmente alla TF. Si va per preparare al cambio il numero 16 Giuseppe Costa. Nel frattempo gioco che prosegue. Ancora TF che avanza palla al piede. Pallone interessante tra i piedi di Gilia. Scaricato da Pisano. Ci mette il fisico Niceta, poi ancora Pisano che protegge il pallone nella zona della bandierina.
Prende dalla rimessa al fondo. Gioco fermo. Un direttore di gara che ammonisce per proteste Meli. Aria all'interno del velodromo, Paolo Borsellino che inizia a scaldarsi. Gioco che riprenderà la rimessa al fondo. Lancio lungo, intercettato da Sistori. Riesce a recuperare il pallone. Che avanza palla al piede. Palla tra i piedi di La Parola che scambia con Niceta. Palla tra i piedi di Manzella che serve Pisano che mette il pallone in mezzo. Palla allontanata dalla difesa del Fada. Ma ancora Sistori che gestisce il pallone e poi tenta il tiro. Non riesce ad inquadrare tipo con lo specchio della porta. Si prende la rimessa al fondo. Nel frattempo arrivano 2 cambi per la TF. Deve entrare il numero 16 Costa Giuseppe. Piccola discussione tra le due panchine. E poi anche l'espulsione. Attimi di tensione che poco hanno a che fare con il calcio. Gioco ancora fermo. Gioco che finalmente può riprendere. Nel frattempo, nella concitazione ci siamo dimenticati di menzionare l'entrata anche del numero 19 Gabriele Parrino. Quindi ripetiamo gli ultimi 2 cambi. Entra il numero 16 Costa Giuseppe e il numero 19 Parrino Gabriele. E questo ancora una volta nel frattempo l'intervento degli assistenti, stavolta per il Fada.
frattempo cronometro che continua a scorrere, arriviamo quasi al 75esimo minuto. Con ogni probabilità il direttore di gara darà un recupero particolarmente generoso dopo le diverse interruzioni che ci sono state in questa seconda metà di gara. Nel frattempo si riparte da un corner per il Fada. Corner battuto, viene allontanato dalla difesa dell'ATF, recuperato ancora una volta la squadra ospite che prova a propiziarlo nuovamente, esce con i pugni Velio e poi ferma tutto il direttore di gara per una punizione. Messa al fondo battuta. Corre Pisano sul pallone, lo protegge, lo mantiene in campo e poi però non riesce a sventare la rimessa laterale per il Fada. Rimessa laterale battuta. Pallone e finisce tra le braccia di Velium, che poi si appoggia alla corsia di destra. Cassato da Velium, tra i piedi di Pisano che va per lanciare lungo. Pallone che ritorna in possesso della squadra ospite, ci mette il fisico il numero 15 Gilia. Propizia il recupero del pallone. Pallone scodellato in mezzo. Prova ad avventarcisi il numero 16 Costa. Lancio lungo che propizia la ripartenza del Fada. Poi pericolo e salva tutto la difesa dell'ATF. Attenzione alle stelle dentro e fuori dal campo in questi ultimi minuti di gara. Nel frattempo si riparte da un corner per il Fada, viene battuto, viene afferrato saldamente da Veliu che poi lancia lungo per propiziare la ripartenza dei compagni, prova ad agganciare e ci riesce il numero 9 Manzella che poi scarica sui compagni. Palla ancora tra i piedi di Manzella che si ritrova a tu per tu con il portiere, poi scambia con il compagno, pallone pericoloso, palla che rimane ancora lì. Poi forse ultimo tocco del Fada, sarà corner. Gioco momentaneamente fermo. Tempo entra per il Fada il numero 17 Fascella Giuseppe. Si ripartirà per un corner per la TF. Corner battuto, aggancia il pallone La Parola che poi scatta sulla corsia di sinistra ma non riesce a tenere il pallone dentro il gioco. Si riparte da una rimessa dal fondo.
messa battuta, allontanata dalla difesa della TF, ma non a dovere, intercettato, poi mette lunga Pisano, intercetta di testa il Fada, il pallone ancora in possesso della squadra di casa che lascia scorrere il pallone fuori e gioca un pochettino con il cronometro prima di battere la rimessa laterale. Lancio lungo, pallone interessante per la squadra ospite che prova a fare breccia tra le maglie nero-rosa. È pericoloso, tentato il tiro, non inquadra lo specchio della porta, palla che termina fuori. Nel frattempo arriva anche un cambio per la TF. Deve entrare il numero 18 Camilleri Gianluca. Messa dal fondo battuta da Velium, era imprecisa però, non è che termine rimessa da terra. Chiama l'allenatore del Fada, posizionato un po' troppo avanti rispetto all'area tecnica, gioco che riprende, non è che termina fuori, messa. Messa laterale battuta. Pallone intercettato dalla TF che può provare a ripartire con la parola. Palla riacciuffata dalla squadra ospita. Si parte da una punizione per il Fada. Intervento in ritardo da parte del numero 20, Tancredi La Parola. Punizione battuta, pallone nella mischia, poi allontanato in angolo. Corner battuto, non è che sfila in area, si viene lasciato sfilare fuori, messa al fondo, che si prende tutto il tempo a disposizione prima di recuperare il pallone. Nel frattempo arriva un cambio per il Fada, ad entrare il numero 15 Garofalo Michele.
Messa dal fondo, battuta lunga. Non è intercettato di testa. Palla poi allontanata da Pisano. Ci mette il fisico Parrino. Poi palla che termina fuori. Si prepara forse un altro cambio alla panchina del Fada. Tempo altro cambio per il Fada, entra il numero 16 Sottile Francesco. Riparte una rimessa laterale. Palla che esce fuori. Rimessa per la TF. Ecco piccola protesta da parte della squadra di casa. Avrebbe voluto per sé la rimessa. Tempo pallone lungo. Lascia correre il direttore di gara. Palla ancora tra i piedi della TF. Si fa strada tra le maglie del Fada. Poi lancia lungo Sistori. Pallone interessante. Tra i piedi del numero 19 che segna il gol del 4-2. Ad allungare le distanze il numero 19 Gabriele Parrino. 4-2 ora il risultato al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Un gol importantissimo che arriva in un momento della gara profondamente acceso e teso. Entrambe le squadre chiaramente cercavano di portare acqua al proprio mulino. TF è riuscita ad allungare ulteriormente le distanze, mettendosi un po' più di sicurezza in questi minuti finali. Nel frattempo ad entrare il numero 14 Villardita Samuel per la TF. Gioco che riprende. Risultato di 4-2 al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Prova a rispondere il Fada per provare ad accorciare le distanze per poter riaprire il match negli ultimi minuti di gioco. Nel tempo arriva una punizione per la squadra ospite. Punizioni a pochi metri dall'area, sicuramente decisiva ed importante per riaprire il match per la squadra ospite. Punizione battuta, dritta in porta, interviene Veliu, non riesce però a raccogliere il pallone, palla che rimane lì, ci mette il fisico la difesa della TF che poi allontana in rimessa laterale. Rimessa che viene subito battuta. Non è recuperato dalla squadra di casa, però occhio, rimpallo che fa rimanere il pallone lì, prova a metterci il fisico Sistori. Lascia correre il direttore di gara. Pallone ora tra i piedi di Parrino che avanza. Lancia lungo per la Parola che però non riesce ad agganciare il pallone.
allontanata. 6 minuti di recupero. Rimessa laterale battuta. Va in pressione il numero 16 Costa. Lancio lungo, pallone intercettato e letto bene da Cassataro. Ancora possesso Fada, prova ad avanzare sulla corsia di sinistra. Poi rotola oltre la linea di fondo, ferma tutto per il direttore di gara. Punizione per il Fada. Due uomini in barriera per la TF. Attenzione battuta. Non è che sventaglia in mezzo e ci mette ancora una volta una mano Veliu. Però rimane ancora lì. Allontanato dalla difesa della TF. Ferma tutto il direttore di gara. Tocco di mano da parte di uno dei giocatori nero-rosa. Punizione per il Fada, pochi metri dall'aria. Punizione battuta forte. Pallone che termina fuori. Ultimo tocco però della squadra di casa. Sarà corner. Alla battuta il numero 8 Raffadale, che sventaglia il pallone in mezzo. Guarda che viene allontanata dalla difesa della TF che prova a ripartire. Riesce a recuperare nuovamente il pallone il Fada. Si allontana la squadra di casa. Ferma tutto poi il direttore di gara. Arriva nel frattempo un cambio in porta per il Fada. Entra il numero 12 Giulio Albanese. Attenzione battuta lunga, a cercare i compagni in aria, ci mette la testa Pisano. Lungo, che rimane però in gioco. Muro di maglia nero-rosa. Allontanano la palla in rimessa laterale. Il tempo continua a scorrere il cronometro, mancano solo 2 minuti al triplice fischio, salvo eventuali ulteriori recuperi di tempo. Rimessa laterale battuta, a cercare gli uomini in aria, colpo di testa che però non trova lo specchio della porta. Ripartita da una rimessa dal fondo. Batte lungo Veliu. Ferma tutto il direttore di gara. Punizione per la TF. Punizione battuta velocemente corta. Allora tra i piedi di La Parola che prova il controllo del pallone, poi serve il compagno. Scatta Sistori che ci mette il fisico e ci riesce. Poi ferma tutto il direttore di gara.
punizione ai limiti dell'area. Dà il vantaggio l'arbitro. Punizione a pochissimi centimetri dall'area di rigore. 2 uomini in barriera per il Fada. Punizione battuta, pallone in mezzo e poi arriva il gol del 5-2 che chiude definitivamente i giochi. Finisce alla festa gol anche il capitano Federico Pisano. Triplice fischio che arriva. La TF passa il turno, il secondo turno dei playoff e si garantisce il pass per il terzo turno battendo il Fada con il risultato finale di 5-2.